La festa del toro di oggi pomeriggio alle 15 in piazza San Marco è stato l'evento clou del giovedì, con il quale il Carnevale di Venezia 2020 entra nei giorni grassi della festa. Tanta gente, bellissime maschere, stanno invadendo pacificamente la città e si stanno facendo ammirare e fotografare da migliaia di persone. Gioco, amore e follia, le tre parole chiave del programma, stanno rispettando in pieno le attese. Tra gli appuntamenti della giornata sul grande palco allestito in piazza San Marco anche la premiazione delle maschere e dei costumi più belli. Per il carnevale decentrato, intanto, ieri pomeriggio la sfilata dei carri allegorici è arrivata per la prima volta a Pellestrina e domani, sempre nel pomeriggio, il corteo sbarcherà in Gran Viale al Lido. Dal Carnevale di Venezia arriva poi anche un sostegno alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Lo scorso anno era toccato alla pattinatrice Arianna Fontana sostenere la candidatura olimpica. Quest'anno, che il sogno è diventato realtà, sarà lo sciatore Cristian Ghedina il grande testimonial dell'evento che domenica mattina si calerà dal campanile di San Marco per il volo dell'Aquila.